La settimana scorsa ho fatto un video che si chiama 50 soprannomi in 5 minuti. Lo trovate qua sotto nel primo commento. In quel video avevo raggruppato i migliori soprannomi che mi avevate segnalato e alla fine vi ho chiesto pure se ne avevate altri da segnalare. Me ne avete segnalato talmente tante che oggi decisi di fare una video. Quindi iniziamo subito. La prima categoria è quella dei difetti fisici. Incominciamo con Juan Oscugnat, Pep Pallamoz, Luigi Pallagrig. Proseguiamo con Vicienza Pertuso Largo e Toton Oscurtcat. Poi abbiamo Felice Opuff, Totoro Voc e Fetil, Alduc Omeganoide, perché è tutto Stuart, e Andrea O Ciclope, che sarà uno che tiene solo un occhio, ma... L'amico Gennaro Cingotta ci segnala un suo amico che lo chiamano Emanuele Star Trek per mezzo del recchie e un altro senza capelli che lo chiamavano Tre Ginocchie. Molto particolare invece il commento di Riccardo Russo che giura di conoscere un certo Gennaro Facci Waller perché tiene la pelle appesa in faccia. Alessandro Milano invece mi scrive dicendo che a un suo amico, data la sua esile corporatura, lo chiamano Juan Asereng. Chiudiamo con gli ultimi due della categoria difetti fisici. Pascal Lady Oscar, soprannome da attribuire alla sua capigliatura simile a una pianta rampicante, e Rafael Recchia Vibrant perché ten a recchia troppa moll. Io non scherzo e vi giuro che questi sono tutti i commenti che mi avete mandato sotto al video precedente. Voltiamo pagina e passiamo alla seconda categoria, ovvero quella dei superdotati. Si inizia con Ignazio Osciabolon, Nunzio a Palatel, Juan Pal e Argient, Gennaro Pescebel, Arturo L'Anaconda, Ciruz Cazzi Struz perché ha un organo genitale simile al collo dell'animale. Cioè, chi praticamente quando cammina fi fosse in terra. Terza categoria immancabile, è quella dei scorreggioni. Partiamo con Oreste Culorut, Dottor Peretil, Pep a mitragliette. E concludiamo con Pep a sgummat, che ero diciamo un po' tentato di farlo entrare in una nuova categoria denominata Fast and Furious. Particolare attenzione merita anche la categoria animali, che oggi schiera una formazione veramente imbattibile. Incominciamo con Gaetano Baccalà, Michele Capret, Francesco Caprone, Fabio Mussepecher, Gigino Palumb, Antonio Cardil, Gennaro Ocorv, Danilo Ofenicottero e Pietro The Beard of Malauguri, che in inglese significa l'auciello lo malaugurio. E che una bella ratta di palle ci sta tutta. E ora una delle mie preferite, ovvero la categoria indefiniti, che sarebbe quella che non si riesce a definire perché ci sono dei soprannomi che non sai che cazzo le a mettere. Partiamo con una donna, Maria Poppò, poi abbiamo Raffaele Taral, Antonio Sciosciaculo, Totoro Batman, Alessandro Ofetil, Peppo Scardaces, Orazio Scartofer, Yolanda Astrunz e Puerc. Ca veramente, credetemi, io non riesco a immaginare a strunzi di porc, cioè, magari forse c'è un strunzo di porco con me, non ci capisce, forse fa la cacca arrotolata, quindi questo è uno che sta tutto a così, cioè, non ci idea, credetemi. Pep Zucatiz, Michele Power Rangers perché in porta para tutto e si muove come un Power Ranger. Rita Chuck Chuck, Totoro Roppia Bot, Peppino Piscender, Dino Di Donato detto 3D per il suo nome e cognome, Dino Di Donato. Rui Costa, una signora di Torre del Greco che somiglia all'ex calciatore. Ferdinando D'Amico invece ci segnala un certo Totoro Ciendemaron, che chiamavano così perché portava i santini porta a porta. Antonio Guarnaschella invece ci segnala un certo Currentiello, denominato così perché è un figlio e l'elettrauto. Pascalo Cipress, secco, alto e coi capelli a forma d'albero. Daniele Pira Scialup perché porta il 47 di scarpe. Gavino Liri invece ci scrive dicendo che un signore anziano, gran giocatore di bocce, dato il suo particolare movimento nel tirare la boccia, fu denominato Pallangul. Cioè io alzo le mani. Poi abbiamo Nicole Anzogn, chiamato così perché da piccolo si rovesciò una pentola di inzogna addosso.
C'è proprio un fratruca Satiel. Categoria donne di facili costumi. Stavolta ne spiccano due su tutte. Titina senza mutant e Annarelle a Tenender. Concludiamo questo video con Mario Kaliman che dice di conoscere un tizio soprannominato Asasicel per il suo colorito di pelle somigliante a quello di una salsiccia cotta e poi un altro ancora che invece lo chiamano Gennaro la Quaglia. L'amico Mario mi ha chiesto Cerru, ma tu come li vedi? E c'ha detto che vedo buono in coppa a brace. Mi sono divertito assai a leggere tutte le vostre segnalazioni e vi ringrazio che me l'avete mannata. Detto questo, vi lascio e spero che questo video vi è piaciuto. Ciao a tutti!